La rivoluzione dell'alta velocità in Veneto non passerà a fianco della storica linea ferroviaria Venezia-Trieste e nemmeno vicino al percorso autostradale. Alla Commissione Trasporti della Camera, dalla voce del Vice Ministro Castelli, è giunta la conferma. Il governo pensa al tracciato basso, che da Mestre raggiunge l'aeroporto Marco Polo in Galleria e poi taglia la campagna da Musile a Caposile, Passarella, per risalire poi da Torre di Mosto fino ad ovest di Porto Gruaro, per ricongiungersi al tratto attuale verso il Friuli. Prime reazioni. È un'occasione che non va persa. Credo che però per l'impatto che ha con il territorio sia un'opera che va assolutamente mediata con le varie realtà locali che rischiano di essere trasformate e credo anche in alcuni tratti assolutamente danneggiate. La Zaccariotto, oltre che presidente provinciale, è anche sindaco di San Donà e quindi direttamente interessata al progetto. Da qui l'auspicio ad una trattativa che coinvolga i comuni che sorgono sul percorso. Per la Regione Veneto la scelta è un motivo principale. Mi rendo conto che ci sono delle valutazioni da un punto di vista ambientale e però qui si doveva in qualche maniera scegliere tra l'abbattimento di circa 2000 case, quindi 2000 famiglie e la possibilità di farla più sotto. Salta fuori una nuova fermata per l'alta velocità ipotizzata a Passarella di San Donà. La si indica come capolinea per le spiagge, distanti però almeno 14 km, solo 7 in più della distanza attuale da San Donà. Il Partito Democratico ha parlato dell'ipotesi TAV come una ferita pesantissima per il territorio. Potrei essere d'accordo, nel senso che credo che ciò avrebbe meno impatto ambientale vista la particolarità dei siti che vengono toccati dall'ipotesi della TAV. C'è però anche da dire che nell'ipotesi individuata dallo stesso PD comunque si passa attraverso un'area fortemente urbanizzata. Un progetto deve essere d'altronde consegnato entro il 31 dicembre. In ballo ci sono fondamentali fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea.